Presidente, qual è lo stato di salute del settore nonostante un anno difficile, nonostante l'anno della pandemia? Esatto, hai già detto quello che è successo. Praticamente da quando è iniziata la pandemia abbiamo assistito a una forte riduzione dei prezzi che non hanno ancora recuperato, nonostante il fatto che i costi siano aumentati, perché sia la soia che i cereali sono schizzati proprio a prezzi che non hanno mai avuto in maniera vertiginosa. Noi speriamo che il futuro sia positivo per le vendite, perché l'anno scorso le vendite sono state fatte ma a prezzi abbastanza irrisori. Allora adesso, dove ci sono i grana parmigiano e grana padano, non ci sono grandi difficoltà, ma in tutti gli altri DOP le difficoltà ci sono. Speriamo che ci sia un aumento dei prezzi al consumo, in maniera che anche l'allevatore possa avere il ristoro. Nonostante l'aumento di produzione che c'è in Italia, che stiamo quasi per arrivare all'autosufficienza, i consumi non sono diminuiti. Il problema è appunto un ragionamento su quello che riguarda il prezzo del latte. Il prezzo del latte che è fermo a 17 anni fa, quindi provate a immaginare i costi quanto possono essere aumentati e quanto possa essere appunto, come possa essere la situazione. Lei che è Presidente ha sotto controllo la situazione di tutti i vari associati, qual è il loro stato d'animo e quali sono le loro richieste? I soci delle cooperative fortunatamente hanno dei bilanci molto positivi, perché le nostre cooperative funzionano bene e hanno avuto dei buonissimi bilanci, per cui soffrono meno, ma effettivamente chi consegna il latte ai privati ha delle difficoltà. Io spero tanto che queste vengano superate, che anche il consumatore capisca che le regole che ci sono in Italia sono uniche al mondo, per cui le restrizioni che abbiamo noi allevatori, la burocrazia e quant'altro, ha dei costi che devono in qualche maniera essere diciamo così, sopportati, e speriamo che a breve, vista anche la riduzione delle produzioni che c'è in questi mesi così caldi, si abbia un ritorno alla normalità, perché se non ritorniamo alla normalità le aziende andranno in difficoltà. Presidente, quali sono gli auspici per il futuro di questo settore? Di continuare nel percorso che abbiamo fatto, produrre per la qualità. Noi non siamo paesi nordici, non siamo paesi che producono diciamo così, un formaggio a tappeto. Noi abbiamo le nostre DOP, 8 nel Veneto ricordo, più una STG, più una infinità di prodotti tipici che dovrebbero darci la soddisfazione che meritiamo. Non abbiamo mai sofferto come stiamo soffrendo adesso, però speriamo che la qualità che produciamo in Veneto sia riconosciuta anche dal consumatore e dia le soddisfazioni che in passato abbiamo avuto. Il settore lattiero-caseario è sicuramente in un momento di difficoltà negli ultimi anni, anche se il prezzo del latte nell'ultimo mese è leggermente cresciuto. Devo dire che il Veneto rispetto ad altre regioni si comporta meglio grazie al sistema cooperativistico, che permette di avere un prezzo del latte più elevato grazie alla presenza di molti produttori, caseifici a livello locale, che insomma riescono a garantire di pagare un qualcosina in più. Noi ovviamente stiamo agendo sia con i 2 anni di transazione della vecchia PAC e della nuova 21-27 per cercare di sostenere il settore, sia con gli aiuti accoppiati, con tutti i sistemi, i bandi che abbiamo a disposizione per poter incentivare, diciamo, l'acquisto anche di macchinari, l'agroindustria, insomma cercare di sostenere un po' un settore che francamente è in difficoltà. Le aziende non sono cresciute nell'ultimo periodo, è cresciuta però la produzione di ogni singola azienda. Questo significa che anche la tecnologia che viene applicata ai nostri allevamenti è molto importante e permette di avere una produzione del latte maggiore rispetto al livello italiano.